portatelo fuori. Hanno sicuramente bisogno di altro tempo. Possiamo accompagnare il signore fuori. Che cos'hai in mano? Una pietra? Dove l'hai trovata? L'ha data un mio amico. Che cosa devo fare adesso? Quello che vuoi. Come quello che voglio? Puoi stare tranquillo. Che vuol dire stare tranquillo? Puoi pure tornartene a casa. Cosa vuoi? Sono tue. Sì. Sono belle. Che c'è? Hanno detto che posso andare via. Che succede? Usciamo un attimo, eh? Non sei contento che te ne puoi andare? Cos'è successo là, con quei bambini? È successo che puoi tornare a casa tua, alla tua vita. Perché? Perché abbiamo preso il vero assassino. Quell'altro, quello che ha fatto il confronto dopo di te. I bambini l'hanno riconosciuto. L'abbiamo trovato con il portafogli di tuo padre in tasca. Ha anche precedenti per rapina. Lui dice che l'ha trovato sotto un ponte. Naturalmente nessuno gli crede. I bambini potevano ribaltare tutto e invece hanno confermato. Sono solo bambini. Andate piano, per favore. Lo sai che mi mancava per sospettare fino in fondo di te? Un motivo. Sì, c'era la storia dell'appartamento, la tua quota, 100, 150 milioni. Ma tu sei uno che ammazza per 150 milioni? Allora mi sono chiesto di tutto. Ho anche pensato che tuo padre le avesse fatto del male. È così? Ti ha fatto qualcosa? Guarda che me lo puoi dire. Facciamo che qualsiasi cosa dici qua è detta per scherzo. Eh? Parliamo per scherzo. Parliamo per scherzo. È successo qualcosa tra di voi? Sì. Era successo un fatto. Quando? Quando ero
Quando ero piccolo, avevo 12 anni. Che ti ha fatto? Papà mi aveva... non mi ha fatto niente, mi aveva visto. Ti aveva visto? Mi aveva visto fare qualcosa. Che cosa? Una cosa. Non ce la faccio. Una cosa sporca. Una cosa brutta, vergognosa. Eri solo? Eri con qualcuno? Qualcuno ti ha costretto? Ma non è importante questo. Io pensavo che non ci fosse nessuno in casa, invece lui è entrato e mi ha visto. Mi ha guardato mentre ero in quel modo e poi è scappato via. E ti ha punito? No, non ha mai fatto niente, non ha detto mai niente. Ha fatto sempre finta di niente. L'hai ammazzato per questo? Ma io non ho ammazzato nessuno, stiamo parlando per scherzo, no? Certo, stiamo parlando per scherzo. Però tu dopo quell'episodio sei stato da un dottore. Stavi male. Ma io non sono mai stato malato, io avevo deciso di stare fuori dalle cose, di non caderci più dentro. Niente sbagli, niente desideri, niente di niente. Ero puro, stavo da solo, stavo in silenzio. Però è quando stai da solo che iniziano a venire i pensieri, le fantasie. Che fantasia. È che abbiamo dentro delle cose che stanno in basso, che sono cose a cui non pensiamo mai, ma che non aspettano altro che di venire fuori. E sono come una voce che ti sta nell'orecchio. Allora se tu l'ascolti abbastanza a lungo, questa voce ti incanta, e allora inizi a pensare che è possibile, che devi farlo, perché se lo fai ci sarà una liberazione. Però quando lo fai è diverso. È diverso da come te lo sei immaginato. È terribile. E adesso ti sei liberato? Prima non sentivo niente, adesso sento tutto. Sento la luce, i rumori, guardo la gente, adesso vedo la gente e la invidio. Li invidio molto perché sono fortunati, perché pensano a prendere il sole, a innamorarsi. Tu hai ammazzato per niente. Come vuoi reggerlo? Andiamo. Dai. Dove cazzo che sei? Andiamo. Ecco, vieni un po' più verso sinistra. Così, ok. Marco! Allora, ha visto? L'hanno preso. L'ha detto anche la televisione. Magari si tratta di un ladro.
L'ha ammazzato per poche lire. Che state facendo? Ma stasera facciamo una festa. Ma finiamo per mezzanotte. Se deve riposare... Alzali ancora un po'.